Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo sabato 3 febbraio per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tantissimi i collegamenti anche per la giornata di oggi. Vi racconteremo di un raid vandalico in piena regola a Cappella Maggiore, dove è entrato in azione quello che è già stato soprannominato come cartelloman. Sono stati divelti i cartelli che impongono il limite dei 30 chilometri orari, cartelli appena installati. Fra poco ci collegheremo con Lina Paronetto, poi a Venezia. Venezia è una giornata importante perché da un lato c'è il ministro Nordio che sta incontrando gli avvocati, dall'altro un convegno sulla lotta ai tumori, sull'oblio oncologico. Ci sono i ministri Casellati e Calderoli che il nostro Filippo Fois sta sentendo proprio in questi minuti. Fra poco vi proporremo le loro parole praticamente in presa diretta. E ancora a Padova, all'indomani del conferimento della laurea a Giulia Cecchettin, oggi è apparso anche un papiro nella zona del Portello e per questo ci collegheremo con Valentina Visentina. Avremo anche tanti ospiti e ovviamente tutte le notizie di giornata come questa. Le immagini che vedete sono relative ad un incendio che si è sviluppato nella serata di ieri in via Vicenza a Vedelago. Un incendio divampato all'interno di un magazzino di edilizia, nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dal distaccamento di Castelfranco e da Asolo con i volontari con 2 autopompe, un'autobotte e 10 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno interessato del materiale stoccato all'interno di un locale. Le cause dell'incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per buona parte della serata. E c'è poi un'altra notizia di cronaca che sta destando parecchio scalpore e anche cordoglio. Oltre 3 mesi di agonia dopo aver contratto il virus West Nile per la puntura di una zanzara, una mamma 45enne è morta in ospedale a Dolo. Una morte sospetta, secondo la famiglia, tanto che la procura ha aperto un fascicolo e ieri è stata effettuata l'autopsia sul corpo della donna, madre di 2 figlie. Questa donna sarebbe stata punta nei pressi dell'abitazione in via Cavina di Sala a metà dell'ottobre scorso, un'infezione che le aveva causato 5 giorni di febbre altissima con il ricovero nell'ospedale milanese nel quale era rimasta fino a poche settimane fa. L'infezione virale le aveva causato prima una encefalopatia e poi una tetraplegia. Nella seconda metà di gennaio era stata poi trasferita dall'ospedale di Milano in una RSA di Stra in condizioni che secondo il compagno e la famiglia non sarebbero state compatibili con questo tipo di struttura. La donna vi è rimasta solo per 5 giorni prima di essere nuovamente portata in ospedale, questa volta in quello di Dolo, dove è morta sabato scorso. Il PM ha disposto l'autopsia che è stata effettuata nella giornata di ieri. La vedo collegata, la vedo pronta, la nostra Lina Paronetto. Ve l'ho detto in apertura, c'è stato questo raid vandalico, un vero e proprio raid vandalico a Cappella Maggiore, e questo nelle settimane calde di Fleximan. Buongiorno Lina Paronetto da Cappella Maggiore con Mattia Pizzaia. Buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3. Sì, siamo in via Callalta in compagnia del sindaco di Cappella Maggiore Maria Rosa Barazza davanti a uno dei 5 cartelli stradali che qualcuno l'altra notte ha abbattuto con l'uso probabilmente di un trattore. Questo lo si desume dalle tracce che sono state trovate per terra in uno degli altri punti in cui questi cartelli col limite 30 all'ora sono stati abbattuti. Questo è uno dei pochi rimasti ancora su perché il comune li ha rimossi dove sono stati proprio divelti, perché poco che li portano pure via, vero sindaco? Qua ormai non c'è più limite, parlando di limiti, a nulla. Cristian, tu dicevi bene, ci sono stati danneggiamenti ai pali dei Velox, abbiamo visto quelli alle macchinette per il ticket ai parchimetri di Treviso. Tutto sommato poche settimane fa vi davamo conto anche di un dosso svitato in quel di Ponzano Veneto.
Anche qui, ecco, il sindaco Barazza ci diceva che anche qui non molto tempo fa è stato proprio portato via, vero? Un dosso. Di notte hanno sbullonato i pezzi del dosso e se lo sono portati via. E adesso c'è questa novità. Quando li avevate posizionati questi cartelli? Li avevamo posizionati mercoledì scorso e giovedì sera, dalle testimonianze che abbiamo raccolto, sembra che qualcuno con un trattore abbia pensato bene di tirarli giù. Qual era la ratio per il posizionamento di un limite contenuto qui in questa strada? 30 all'ora, se ne fa gran discussione a livello nazionale, ma nei centri abitati naturalmente, non magari nelle strade più periferiche. A qualcuno non sono andati bene, ma qual era la motivazione? Beh, le motivazioni per le quali abbiamo messo il limite 30 in alcuni brevi tratti della nostra viabilità sono di diverso tipo. Alcuni sono relativi a strade che sono strette, con curve e quindi sono pericolosi. Altri sono stati estesi nelle zone delle scuole, dei campi sportivi, proprio per il grande afflusso in quei punti di pedoni, di ragazzi soprattutto, e quindi per una questione di sicurezza, perché sappiamo benissimo che andando più piano si può fermarsi prima e anche i danni da un eventuale impatto sono minori. Quindi è una questione veramente di sicurezza per le utenze più deboli, che sono i pedoni e i ciclisti. E in altre strade, appunto, come vi dicevo, erano sulla base di segnalazioni ricevute e dell'istruttoria fatta dalla nostra polizia locale, proprio le condizioni di pericolo sono determinate dalla struttura della strada e dall'esistenza magari di curve o di strettoie, e quindi ecco, questo è il motivo. Qui siamo proprio davanti a un tratto stretto, a monocorsia di fatto, tante abitazioni. E la strada è tutta, questa via Calalta è tutta molto stretta, ci sono poi anche qui c'è un'intersezione, insomma è molto percorsa tra l'altro da pedoni, e quindi questo è il motivo per cui chiedere attraverso un limite 30 maggiore attenzione, maggiore responsabilità agli utenti della strada, a coloro che la percorrono in auto o con i motorini, con le moto, credo sia una condizione essenziale dalla quale partire per garantire maggior sicurezza. Poi eventualmente ovviamente si faranno anche i controlli, ma è già chiedere responsabilità a chi percorre queste strade, che sono tendenzialmente più pericolose, a rischio. Qui siamo nelle solite condizioni, nel senso abbiamo qualcuno che, chiamiamolo protesta, ma sono atti vandalici veri e propri, e chi invece lungo queste strade chiede che si pongano dei limiti alla velocità, perché accadono effettivamente incidenti. Cioè, solo pensare di sfrecciare in mezzo a queste case risulta assurdo a guardare. No, le iniziative sono state prese proprio a seguito di continue, giornaliere direi, richieste da parte dei cittadini che vivono in queste strade, ma non solo loro, coloro che le percorrono a piedi. Io ho anche delle petizioni scritte per alcune aree, per alcune vie nelle quali per alcuni tratti sono stati messi divieti, e quindi sono quotidiani, mi trovano per strada, me lo dicono, mi chiamano al telefono, mi mandano il messaggino, mandano le comunicazioni scritte, quindi sono reali queste esigenze che vengono manifestate quotidianamente. Poi le devo dire, ci sono stati anche degli incidenti importanti e per esempio l'incidente mortale che c'è stato proprio nel centro urbano, nel centro di Cappella, dove una persona è stata investita ed è morta. È vero che ha attraversato fuori dalle strisce, ma è vero anche che una velocità minore da parte di chi l'ha investito probabilmente avrebbe potuto dare delle conseguenze diverse. Un'ultima cosa, voi questa mattina avete sporto denuncia. Sì, stamattina la vigilessa è andata al comando dei carabinieri e ha portato tutta la relazione che ha compilato in questi giorni, raccogliendo fotografie, testimonianze e tutto quello che è necessario per poi completare la denuncia querela. Contate di trovare il responsabile di questo gesto? Io spero che i carabinieri, che sono loro poi deputati a fare le indagini, possano veramente trovare il responsabile, perché io credo che queste persone non debbano essere indicate anche attraverso quei nomi che vengono loro attribuiti come degli eroi, ma sono semplicemente dei delinquenti. Questo è l'unico nome che gli si può attribuire. Fleximan, Parkman o queste cose qua fanno solo attirare attorno a queste persone un'area che non, insomma, coprono quello che è qualcosa che è un reato innanzitutto, e poi che insomma va contro
qualsiasi regola di convivenza civile. Un'ultimissima domanda le voglio fare, lei che è amministratore di lunga data, insomma esperto. Cosa sta capitando? Perché la gente viene in mente di prendere un trattore e tirar giù questi cartelli? È vero che negli ultimi anni si registra in tutti gli ambiti una maggiore aggressività, una maggiore proprio violenza anche a volte nella far presente le istanze. Io credo che questo sia anche espressione di un disagio che viene vissuto, di un malessere. Se c'è un malessere va in qualche modo affrontato, però non sono questi i modi con cui manifestarlo, e quindi credo che ci si debba dare un po' tutti noi una regolata, no? E un po' rientrare anche nei limiti di quelle che sono le relazioni urbane e civili tra di noi, perché altrimenti così non possiamo andare avanti. Grazie a Maria Rosa Barazza, sindaco di Cappella Maggiore. Con Mattia Pizzaia restituiamo la linea allo studio. Cristian. Grazie davvero Lina, a te Mattia e alla sindaca di Cappella Maggiore. Non chiamatelo cartelloman, fa intendere la sindaca Barazza, perché il rischio è quello di mitizzare questi soggetti che restano di fatto dei delinquenti. Quello che è stato compiuto a Cappella Maggiore è di fatto un reato. Vi do una notizia dell'ultima ora che sta apparendo su tutti i siti, questa Lansa.it. È morto Vittorio Emanuele di Savoia. Il decesso a Ginevra e ancora il Gazzettino. Vittorio Emanuele di Savoia è morto a Ginevra. Addio al figlio dell'ultimo re d'Italia, aveva 86 anni. Quindi oggi c'è il cordoglio per questa morte. Noi ritorniamo alla cronaca, ritorniamo sul territorio, andiamo nel Padovano per parlare di lotta al degrado con il questore di Padova che ha ordinato il controllo di una struttura abbandonata in città. Continuano i controlli nei casolari e negli edifici abbandonati in città dopo i tragici fatti dell'Epifania, quando 3 giovani stranieri sono morti per le esalazioni di monossido all'interno dell'ex Configliachi, struttura lasciata al degrado nel quartiere Arcella. Dopo i controlli sotto il cavalcavia Sarpi Dalmazia nella struttura abbandonata di via Goldoni dietro al tribunale, all'alba di ieri il blitz dei poliziotti di quartiere delle Volanti in via Corrado in zona Stanga per verificare le condizioni di una struttura abbandonata al degrado, nascosta dal giardino e da una fitta vegetazione, e quindi luogo ideale per bivacchi e accampamenti di fortuna. Tra rifiuti e sporcizie i poliziotti hanno trovato anche una tenda adibita a giaciglio, effetti personali e pezzi di ferraglia. Durante il controllo sono stati trovati 3 stranieri che vi avevano trovato rifugio. Al piano superiore dell'edificio c'erano infatti 2 ghanesi di 37 e 35 anni, entrambi senza fissa dimora e senza precedenti, mentre un cittadino tunisino 65enne si era creato un giaciglio di fortuna al piano terra. Quest'ultimo, privo di documenti, è stato accompagnato in questura dopo essere stato identificato. Visto i numerosi precedenti per immigrazione clandestina e falsa identità, per lui è stata disposta l'espulsione. Rimaniamo nella città del Santo per parlare di un'operazione antidroga della polizia locale. Arriva una segnalazione alla centrale operativa della Polizia Locale di Padova e gli agenti vanno a controllare l'area verde che si trova davanti a Porta Santa Croce. E così il cane antidroga scopre dei pacchetti di hashish, più di 1 chilo in totale. La droga era divisa in più panetti contenuti in sacchetti di nylon, nascosti in modo che non potessero essere ritrovati dai passanti. In realtà la segnalazione è arrivata da un operatore ecologico particolarmente attento. Vista la situazione, gli agenti sono convinti che la sostanza fosse destinata ad essere ulteriormente divisa per la vendita al dettaglio, che avrebbe potuto fruttare quasi 15.000 euro. Lo stupefacente è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratta di uno dei sequestri più consistenti delle unità cinofile della polizia locale ed è in fase di addestramento la 5ª unità antidroga affidata a una giovane agente molto motivata. Dovrebbe essere pienamente operativa entro l'inizio dell'estate. Restiamo ancora a Padova per una vicenda molto pesante di maltrattamenti. I carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un 39enne originario del Marocco, accompagnato nel carcere 2 Palazzi.
L'uomo, già condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia commessi dal 2021 nei confronti della moglie, aveva già usufruito del beneficio della pena sospesa frequentando un corso di rieducazione. Nonostante questo, però, lo scorso settembre l'uomo aveva aggredito nuovamente la moglie, dalla quale nel frattempo si era separato, questa volta ferendola con un coltello. Arrestato e portato in carcere, aveva poi ottenuto gli arresti domiciliari. Nonostante questo, però, ha continuato a minacciare la donna e così è tornato in carcere. I carabinieri ricordano alle vittime di maltrattamenti l'importanza di rivolgersi alle istituzioni per far emergere queste situazioni e contrastare il fenomeno. Già, quanto ne abbiamo parlato in questo ultimo periodo dopo la vicenda di Giulia Cecchettin, soprattutto, che ha aperto un varco nelle coscienze non solo individuali ma anche collettive. E ieri una giornata importante, una giornata per certi versi storica, che vi abbiamo raccontato in diretta, il conferimento della laurea a Giulia Cecchettin, e oggi ritorniamo a parlare di questa laurea perché, come per tutte le lauree, Valentina Visentino, buongiorno, che cosa accade? Qual è lo sviluppo? Immancabile per chi si laurea all'Università di Padova il papiro, quello di Giulia Cecchettin, che è stato appeso ieri nel tardo pomeriggio qui lungo il Piovego. Siamo nel quartiere Portello, al di là del fiume, il Dipartimento di Ingegneria. Questo è il papiro che Giulia avrebbe letto dopo aver discusso la tesi. Era già tutto pronto, tutto disegnato. Giulia con un grande orsacchiotto in mano, i suoi vestiti preferiti, la batteria, il cane e soprattutto i tanti libri di letteratura, perché è stata ricordata la sua grande passione per la lettura e la sua indecisione al momento della scelta dell'università tra la facoltà di ingegneria e la facoltà di lettere, due facoltà opposte, ma tanta era la sete di conoscenza di Giulia che non sapeva decidere cosa fare. Alla fine scelse ingegneria per poi dire alla sua amica Giulia: guarda, quando sarò in pensione mi iscriverò a lettere, così potrò studiare e leggere ancora i tanti libri. Ci sono raccontati gli aneddoti, le esperienze felici di Giulia, ci sono le sue foto sorridenti. È questo che Giulia avrebbe letto, come fanno tutti gli studenti universitari qui a Padova quando si laureano. Ieri è stata una giornata particolarmente emozionante, con tutti gli onori dovuti a questa ragazza, una cerimonia che per il papà di Giulia magari voleva essere, lui avrebbe preferito sicuramente quella cerimonia più semplice, più intima, che era già stata organizzata per il 16 di novembre, ma il sacrificio di Giulia, la sua tragedia, ieri è diventato ancora una volta il monito per i professori, per gli studenti, per riflettere sulla violenza di genere. Nel nome di Giulia sono stati istituiti, verrà dedicata non solo un'aula universitaria al Dipartimento di Ingegneria, ma sono stati istituiti numerosi premi. 3 li ha voluti fortemente l'Ordine degli psicologi e delle psicologhe del Veneto. Qui con me c'è Federica Sandi, dottoressa, che è consigliera e segretario dell'Ordine. Perché, dottoressa Sandi, questi premi? Perché vogliamo in tutti i modi come Ordine fare qualcosa di concreto per lavorare sulla prevenzione della violenza sulle donne, e anche questi premi di laurea per la laurea magistrale in psicologia possono essere un contributo scientifico e culturale a questo scopo. Giulia, lo hanno detto ieri non solo la rettrice Daniela Mappelli ma anche il direttore del Dipartimento e la sua relatrice, la sua storia e soprattutto la violenza di genere non deve essere dimenticata, ma deve entrare nelle aule universitarie, perché questa vicenda ha toccato nel profondo gli studenti, visto che sia la vittima che il suo assassino erano studenti dell'Università di Padova, e se ne deve parlare. Soprattutto i professori devono intercettare non solo la problematica delle ragazze, ma anche il disagio dei giovani, dei ragazzi. Sì, i professori bene che sentono l'esigenza di dover cogliere questi elementi, ma soprattutto i professori devono far sentire agli studenti la loro disponibilità ad ascoltarli, ad accettare qualsiasi cosa loro sentano il bisogno di condividere, che non ci sono dei vincoli, delle cose importanti o meno importanti. Meglio un ascolto che poi non per una cosa poco grave che un ascolto mancato è una cosa molto grave. Quindi più che andare a intercettare, a verificare, a indagare, chiedo ai professori di riuscire ad avere quell'apertura, a far sentire agli studenti che durante le lezioni c'è una parità tra uomo e donne e che possono riuscire a parlare con loro in caso di dubbi o difficoltà personali.
Giulia ha segnato una svolta nell'opinione pubblica sul tema della violenza di genere, è cambiato qualcosa anche nelle coscienze di tutti noi e non solo di quelle della politica che deve poi prendere le decisioni. Sicuramente Giulia con la sua giovane età e con la sua freschezza ha scosso molto gli animi, ci ha fatto capire che il lavoro fatto fino ad oggi non è sufficiente, ma non possiamo dimenticare tutte le altre donne che prima e dopo Giulia sono state uccise dal loro compagno o dalle persone che diceva di amarla, quindi dobbiamo continuare a lavorare in nome di Giulia e in nome di tutte le altre donne. Grazie dottoressa. Una laurea dunque che le è stata negata nella discussione ma non poi nei fatti, perché ieri a tutti gli effetti Giulia è stata proclamata dottoressa in ingegneria. Ripercorriamo le emozioni della giornata di ieri nell'aula magna del BO, nel servizio sul conferimento alla laurea, con tutti i discorsi dei professori di Giulia. Conferiamo a Giulia Cecchettin, nata a Padova il 5 maggio del 2001, la laurea in ingegneria biomedica e con questo rilasciamo il diploma. Congratulazioni. Dottoressa Giulia Cecchettin. Avrebbe sorriso Giulia indossando la corona d'alloro con il nastro rosso. Avrebbe stretto forte tra le mani il suo diploma di laurea, frutto di studio e impegno. Al suo posto ci sono papà Gino, la sorella Elena e il suo fratello Davide, commossi e orgogliosi, come Giulia sarebbe stata orgogliosa di se stessa. La immaginiamo così, mentre l'aula magna del BO si riempie di applausi per questa studentessa a cui è stata strappata la vita. Giulia non c'è, ma ci sono la sua forza, la sua determinazione, riconosciuti con la laurea alla memoria, conferitele con gli onori che spettano ai grandi. Giulia era un primo violino, ovvero primo violino per noi docenti è il punto di riferimento quando facciamo lezione. Quindi individuiamo sempre una studentessa o uno studente che tra tutti può darci un feedback. Bene, Giulia era il primo violino. 11 esami superati nel 2023 e la scrittura della tesi dopo aver vissuto il dolore della perdita della mamma. Un elaborato sullo stato dell'arte e dello sviluppo dei costrutti innovativi per la rigenerazione dei tessuti della trachea. Uno studio pensato dopo aver visto gli effetti del Covid. Quello che mi ha colpito di Giulia è stato il suo modo di fare, estremamente corretto, il suo impegno, un impegno serio e costante, e il suo atteggiamento, gentile e attento verso gli altri. A Giulia verrà intitolata l'aula studio GIE del Dipartimento di Ingegneria di Via Gradenigo. Lo ha annunciato il direttore Gaudenzio Meneghesso, che rivolge un monito a tutti i professori. Dobbiamo tenere uno sguardo empatico sulle figlie, sulle ragazze, sulle donne della nostra società e nello stesso tempo posare lo stesso sguardo e aprirci all'ascolto verso i ragazzi e cercare di capire quando stanno attraversando momenti e situazioni difficili e andargli immediatamente incontro. Il nostro compito questo. La ministra dell'Università Anna Maria Bernini ha ricordato le parole di Gino Cecchettin. Speriamo che questa pioggia possa nutrire il terreno delle nostre vite, possa fare germogliare frutti e che questi frutti siano l'amore, la pace e il perdono. Dottoressa Giulia Cecchettin, ora questa laurea è tua, lo era già quel 16 novembre quando tutti speravano di vederti entrare in aula per la discussione. Toccanti come sempre anche le parole di papà Gino. Hai provocato uno squarcio nelle nostre coscienze e nella mia per prima. Ero fiducioso che avresti fatto grandi cose nella tua vita, ma non mi rendevo conto di che gigante tu fossi. Io farò il possibile perché il tuo nome e il tuo esempio di vita possano spingere le persone a riflettere sull'importanza dell'empatia e della solidarietà che tu, nella tua semplicità, hai incarnato in modo esemplare. L'orgoglio di un padre si mescola al dolore dell'assenza. Gino Cecchettin, nel giorno della laurea di Giulia, ringrazia la figlia che con la sua breve vita lascia un grande insegnamento. Almeno per oggi vorrei che il tuo nome, cara Giulia, fosse elevato non solo alla memoria del tragico femminicidio che ha segnato la tua vita, ma piuttosto ad onorare la tua straordinaria essenza. Sei stato un esempio emblematico di generosità, donando senza parsimonia il tuo tempo a familiari e amici. La tua determinazione incrollabile nello studio ha insegnato anche a me a perseguire i miei obiettivi
con una tenacia che non mi era propria. Gino Cecchettin ha ringraziato per l'onore reso alla memoria di Giulia, ma il dolore per non vedere la figlia stringerla all'oro pesa come un macigno. Io però non riesco ad essere felice. Il conferimento di laurea che avevo in mente fino a poche settimane fa aveva protagonista una ragazza stupenda che non vedeva l'ora di indossare la sudata e meritata corona d'alloro. Non vi nascondo che anch'io mi sono chiesto più volte se avesse senso questa cerimonia. Ho pensato e ripensato a cosa potesse servire una cerimonia così per una laurea postuma. Poi, come sempre, la risposta mi viene quando penso alla mia amata figlia. Onorare nel migliore dei modi la conclusione del percorso accademico penso sia un atto d'amore nei suoi confronti. Gino ricorda come Giulia fosse combattuta nella scelta della facoltà e di essere rimasto stupito per la sua decisione di seguire ingegneria. Lei che aveva una grande passione per la letteratura e il disegno. Mi manchi, ci manchi più dell'ossigeno. Grazie per aver condiviso con noi il tuo calore e la tua umanità. Sarai per sempre nel cuore di chi ti ha amato e conosciuto. Sarai sempre nel nostro cuore. Ricordi privati, ma un messaggio collettivo, quello della sorella Elena. Giulia, nella tua breve vita sei riuscita a insegnarmi tanto e non me lo scorderò mai. E ora posso dirlo, senza che tu mi dica che non è ancora vero. Complimenti, ingegnere. È molto emozionata Elena, la sorella di Giulia, che durante le settimane più difficili trovava sempre parole forti, lanciava messaggi chiari, andava spesso controcorrente, ma ora sul palco dell'Aula Magna la sua giovane età viene sopraffatta dalle emozioni e dai ricordi e fa capolino l'ammirazione per la sorella. Cara Giulia, mia dolce Giulia, tu non sai quanto io sia fiera di te, quanto io sia sempre stata fiera di te. Ti ho sempre ammirato tanto per com'eri, carina, dolce e sveglia. Ti ho sempre visto come un piccolo genietto. Tu dicevi che non avevi memoria, però cavoli, guarda cosa sei riuscita a fare. Sei riuscita ad essere una così brava studentessa in ingegneria, una facoltà che sapevo non essere la più affine al tuo animo romantico, eppure ce l'hai fatta, e alla grande. Elena ricorda la passione per lo sport e per l'atletica di Giulia, pronta anche a fare fatica per seguire i suoi ideali. Improvvisamente però la voce si fa più dura ed emergono tutto il dramma e tutta la violenza. Non dobbiamo dimenticare, mai, quante cose avresti potuto fare se non ti fosse stata tolta la possibilità di farlo. Non dobbiamo dimenticarcene perché a nessun'altra donna venga tolta la possibilità di farlo. Alla cerimonia c'è anche nonna Carla, che immagina come sarebbe stato il suo saluto a Giulia nel momento della laurea, quella vera, che purtroppo non ci sarà mai. Un grande abbraccio e detto complimenti tesoro, te lo sei meritato tutto. Era molto, molto determinata, lei sapeva cosa voleva, però aveva quella parte di carattere, diciamo, sempre solare, brillante, sai, gioioso, per cui la faceva sembrare una bambina. Questa è la pagina doverosa dedicata a Giulia. Siamo partiti da quel papiro che è apparso al portello, ma vi dicevo, questa è una giornata importante anche dal punto di vista politico. A Venezia ci sono vari fronti aperti, uno in particolare è monitorato dal nostro Filippo Fois. Buongiorno Filippo, che si trova per l'appunto a Venezia. C'è un convegno importante dedicato all'oblio oncologico, ci sono diversi ministri presenti che hanno parlato anche di altri temi di attualità. Filippo con Sandro Ponchio, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. In effetti qui noi prendiamo la linea dalle procuratie vecchie di Piazza San Marco, dalla sede di The Safety Net, dove si sta svolgendo questo importante convegno su una nuova legge che è stata approvata sull'oblio oncologico. Cosa significa? L'oblio, come sapete, vuol dire la dimenticanza, e il fatto che le persone che hanno attraversato la malattia erano oggetto a volte di discriminazioni in alcuni campi, potevano essere quello assicurativo o di altri processi legali. Bene, da oggi hanno diritto all'oblio oncologico, vale a dire al fatto che quanto hanno attraversato non rappresenterà più un problema nello svolgere determinati atti giuridici. Oggi qui sono presenti ben due ministri, perché c'è il ministro Roberto Calderoli e la ministra Casellati, è presente anche un ex ministro, Maria Elena Boschi, che è la relatrice di questa nuova legge che è stata approvata in Parlamento. Naturalmente il
dibattito si è anche spostato poi su altri temi, le Olimpiadi di Milano Cortina, le riforme dal premierato alla legge sull'autonomia delle regioni e anche il trattamento di fine vita. Noi tra l'altro abbiamo sull'autonomia, vi facciamo sentire un primo giro di opinioni che abbiamo raccolto veramente pochi minuti fa. Sia l'autonomia che l'elezione diretta nel nostro programma era del Presidente della Repubblica, oggi del Presidente del Consiglio, fanno parte entrambe del programma voluto e votato dagli italiani. Quindi. Adesso si arriva alla Camera, che tempi prevede? Proprio giovedì questo sarà l'incardinamento della prima commissione Camera del provvedimento, dopodiché i tempi li stabilisce il Parlamento. Prima si fa e meglio è. Si aspetta resistenza. Ma credo che il lavoro più grosso fosse l'esame che abbiamo fatto al Senato, il confronto con tutte le forze della coalizione. È stato sviscerato ogni piccolo angolo di quella legge, quindi mi auguro che possa essere approvata in versione definitiva. Poi è evidente che se si evidenziassero degli errori si correggono. Approfittando della presenza di Calderoli e della Casellati, due ministri che sono legati alle riforme sia del premierato che dell'autonomia delle regioni, qual è la vostra posizione su queste riforme che stanno arrivando quasi a conclusione, sembrerebbe? Beh, la strada è ancora lunga, direi, no? Non sono arrivate a conclusione, anzi per quanto riguarda il premierato sono solo all'inizio di un percorso. Noi abbiamo sempre detto come Italia Viva che la nostra proposta era l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, l'abbiamo scritto nel programma elettorale, che il sindaco d'Italia era il nostro modello, quindi diciamo che siamo d'accordo su quello che è l'intento, cioè dare più stabilità ai governi e dare più voce ai cittadini che con l'elezione scelgano direttamente chi guiderà il Paese. Quello che non ci convince è come è stata scritta questa riforma dal governo, ci sono molte lacune, ci sono molte cose che mancano, c'è comunque un'assenza totale di una riflessione sul bicameralismo paritario, che è una delle cose che non funziona purtroppo nel nostro sistema. Mi sembra che lo stesso Presidente Pera, che insomma è un autorevole ex Presidente del Senato ma senatore di Fratelli d'Italia, abbia detto che nemmeno gli emendamenti che la maggioranza ha preparato siano condivisibili, anzi che aumentano la confusione e il pasticcio. Quindi noi faremo le nostre proposte in Parlamento per cercare di migliorare quel testo e vediamo se la maggioranza le accoglierà. Sull'autonomia differenziata diciamo che è più complesso, noi non siamo contrari all'autonomia differenziata assolutamente, anzi quando abbiamo presentato le nostre riforme nel 2016 avevamo addirittura proposto un Senato rappresentativo delle regioni e degli enti locali, quindi dando più forza alle autonomie. Questa dunque è Maria Elena Boschi, come detto è una giornata particolarmente intensa sul fronte politico perché a poche centinaia di metri da qui a Rialto c'è anche il ministro Nordio che sta incontrando gli avvocati del Triveneto. In questo primo sabato di Carnevale, possiamo dire, noi siamo vicino a Piazza San Marco e c'è già un clima di festeggiamenti, ma naturalmente la città va avanti anche sui temi importanti di politica locale e soprattutto in questo caso nazionale. A te Cristian. Filippo, tu hai toccato forse il principale, almeno a livello locale, con i ministri Casellati e Calderoli, appunto l'ex ministro Maria Elena Boschi, che si trova appunto a Venezia in qualità di promotrice della legge sull'oblio oncologico. Queste sono le immagini che arrivano invece dall'altra parte di Venezia, dove c'è l'incontro tra avvocati e ministro Nordio. Lì per noi c'è la nostra Anna Maria Parisi. Nordio che sta parlando di rieducazione per i carcerati attraverso appunto l'attività sportiva e non solo, ma che ha anche assicurato nuove risorse per la giustizia, quindi nuovi magistrati, nuovi giudici e come sapete questo è il tema principale per la giustizia, soprattutto la giustizia veneta. Venezia, Treviso sono tra le procure, tra i tribunali più sguarniti in Italia. Così Nordio quindi proprio in questi secondi, in questi minuti a Venezia. E a proposito di giustizia, bisognerà capire se giustizia è stata davvero fatta
per il caso di Elisa Campeola a proposito di femminicidi, quella giovane 35enne barista di Pieve di Soligo che venne seviziata, di fatto massacrata sul greto del Piave a Moriago della Battaglia il 23 giugno del 2021. Ieri eravamo qui e ve lo stavamo dando in diretta, praticamente il verdetto della Corte d'Assise del Tribunale di Treviso: 25 anni di carcere, 25 anni di reclusione per Fabrizio Biscaro, ma i genitori di Elisa non ci stanno e ci hanno detto a microfono: meritava l'ergastolo. Meritava l'ergastolo, per come è morta e per come quello che ha fatto meritava l'ergastolo. Sì, per quello che gli ha fatto sì. Sì, per quello che gli ha fatto. Mamma Mirka e papà Eligio Campeol lasciano il Tribunale di Treviso con un groppo in gola. In silenzio hanno assistito alla lettura della sentenza nei confronti di Fabrizio Biscaro, il killer di Elisa, la loro figlia, massacrata all'Isola dei Morti a Moriago della Battaglia il 23 giugno del 2021. Una mattanza, forse uno dei crimini più atroci della storia recente della Marca. La pronuncia in Corte d'Assise a metà mattina. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, per l'effetto condanna alla pena finale di anni 25 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante il periodo di custodia cautelare. La pubblica accusa con la PM Gabriella Cama aveva chiesto l'ergastolo, mentre la difesa di Biscaro il riconoscimento totale della capacità di intendere e di volere, due richieste agli antipodi. In mezzo le 20 coltellate inferte sulla barista 35enne di Pieve di Soligo, che all'Isola dei Morti stava semplicemente prendendo il sole quando l'uomo l'ha sorpresa alle spalle. Una vittima casuale, quindi. Il sangue aumentava in me il desiderio di fare del male, ha poi detto Biscaro agli inquirenti. Con quel coltello comprato il giorno prima in un market, l'operaio di Col San Martino le aveva reciso di netto anche parte dell'orecchio sinistro. Un orrore senza fine. Visto l'articolo 240 del Codice Penale, ordina la confisca e distruzione del coltello in sequestro, nonché dei campioni biologici inatti, degli indumenti e accessori, zainetto, cintura, mascherine, coltello multiuso, occhiali, zainetto, frigo, eccetera, molti dei quali recanti tracce ematiche, a cura della polizia giudiziaria operante. Immediatamente dopo la lettura della sentenza, mamma Mirka ricorda Elisa come una figlia buona, esemplare, solare. Me l'ha massacrata, all'obitorio non l'avevo nemmeno riconosciuta, meritava l'ergastolo, ma spero almeno non ci siano sconti di pena. Sarebbe una presa in giro, le sue parole. Dall'altra parte l'avvocato della difesa, Rosa Parenti: le sentenze non si commentano, si appellano. La dichiarazione a margine che fa intendere come la vicenda processuale del massacro di Moriago non sia finita qui. La cronaca adesso ci porta a Vicenza per una rapina, ma non solo, una serie di rapine. Coltello puntato al collo, la minaccia e poi per l'appunto la rapina. Vittima in pieno centro storico a Vicenza giovedì sera alle 23 lo chef di un noto ristorante che stava andando alla macchina, si stava recando in macchina per tornare a casa. È l'ennesimo episodio di criminalità, come ci racconta la nostra Luisa Bertini. Sicurezza in centro storico, ennesima rapina ai danni dell'aiutante di un importante chef del Vicentino che è uscito dalla pizzeria, è stato minacciato con un coltello e i malviventi gli hanno portato via del denaro. Rapine in centro che capitano soprattutto negli ultimi mesi. Io sono in compagnia di Sergio Sorarù, titolare di una pasticceria proprio del centro storico che ha subito una rapina ancora a settembre. Come si vive la situazione qui in centro? Le notizie che arrivano sono molto preoccupanti. Il freddo ha sicuramente aiutato a sfoltire un po' i senza tetto dai luoghi principali, ma non è che siano spariti, basta guardare dietro l'ex tribunale oppure in zone un po' più appartate come le scalette di Monteberico o qua in pieno centro verso Piazza Castello. Ci sono notizie di aggressioni, ci sono continue notizie di vetri delle auto sfondate in pieno centro, per cui zone soggette a telecamere, per cui sono personaggi che non hanno paura di niente, di farsi riconoscere. Evidentemente godono anche dell'impunibilità e le aggressioni continuano, piccole o grandi che siano, bisogna sempre stare attenti. C'è un mondo di gente che si muove di notte tra camerieri, titolari che finiscono il turno, finiscono e chiudono il loro locale serale a ore tardi e qualcuno che arriva prima come me.
e bisogna veramente camminare con le orecchie sempre tese, ascoltare i rumori, guardarsi sempre alle spalle, che non arrivi qualcuno e non spunti qualcuno da dietro qualche colonna, da dietro qualche angolo. Tra l'altro qui in centro storico molti dei commercianti si sono dotati anche della videosorveglianza proprio per tutelare anche i dipendenti. Sì, certo, la videosorveglianza non la ritengo un vero deterrente, perché questi agiscono veramente alla luce del sole oppure davanti alle telecamere anche del comune, però comunque sono un aiuto dopo per la polizia per individuare queste persone. Certo ci vorrebbe un proseguo dopo, perché una volta individuate non possono semplicemente essere liberati di nuovo, quello è sempre l'ennesimo problema. E lei invece, tornando alla sua esperienza personale, adesso come vive la situazione? C'è più paura? C'è più tensione sicuramente. Personalmente diversifico, metto il portafoglio da una parte, le chiavi dall'altra, il cellulare da un'altra ancora e cerco di stare attento, in modo che in caso di un'altra aggressione non possano portare via tutto in un colpo solo, almeno quello. Insomma, si corre ai ripari e questi sono gli stratagemmi dei ristoratori, non solo a Vicenza in realtà. E noi ritorniamo alla cronaca, parliamo adesso di morti sul lavoro. Come sapete il 2023 è stato un anno nero in Veneto. Vi parliamo di una vicenda in particolare, quella traslocatore schiacciato dal portone in Corso del Popolo a Padova. A un anno esatto dalla tragedia è stata chiusa l'inchiesta, indagato l'amministratore del condominio. Diego Luison, 70enne di Brusegana, morì il 17 febbraio del 2023 schiacciato da un'anta di un grosso portone di legno che si era staccato mentre stava trasportando all'interno dei mobili durante il trasloco. L'infortunio mortale è costato la vita al titolare della ditta di traslochi, era avvenuto all'esterno di un condominio al Civico 1 di Corso del Popolo a Padova. Dopo un anno le indagini sono state chiuse e il pubblico ministero ha indagato per omicidio colposo con omissione l'amministratore condominiale. La consulenza tecnica sullo stato del portone di legno aveva rilevato una mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria e tra i compiti degli amministratori condominiali c'è proprio l'obbligo di compiere atti di conservazione nelle parti comuni degli stabili. Le indagini hanno stabilito che il portone era caduto addosso al 70enne perché uno dei due perni di rotazione mancava e l'altro invece era ossidato e si è staccato. La tragedia era avvenuta perché Luison aveva aperto l'anta per far passare un divano. Il 70enne, rimasto schiacciato dal portone, morì sul colpo. Ritorniamo a Castelfranco Veneto. Ieri sera vi abbiamo mostrato le immagini shock di una violenta rissa tra ragazzini esplosa di fatto l'altro ieri alla stazione del Corriere. I carabinieri continuano a indagare. Prima la zuffa, poi i cazzotti in pieno volto e ancora i calci sulla schiena quando l'aggredito è a terra. Sono questi i frame della violenza esplosa tra ragazzini al rientro da scuola poco dopo le 13:30 alla stazione delle Corriere di Castelfranco Veneto, fatti sui quali stanno indagando i carabinieri con l'aiuto delle telecamere della zona, ma l'alterco è stato ripreso anche dai telefonini, finendo puntualmente su chat e social. È sempre da questi frame che si vede il ragazzo malmenato alzarsi e togliersi di dosso del sangue. Round 2. Le indagini sono in corso, i protagonisti sarebbero ragazzi di seconda generazione, per lo più minorenni, ma non si tratta di un caso isolato, fa sapere il gruppo castellano di Fratelli d'Italia che si prepara a un sit-in per la sicurezza. Dopo l'ennesimo fatto di cronaca avvenuto ieri qua nel piazzale delle Corriere, come Circolo dei Fratelli d'Italia abbiamo deciso di organizzare un presidio domani da mezzogiorno alle 2 per dimostrare che anche questo luogo appartiene a noi castellani. È il momento di farsi sentire. Il presidio tra l'altro è in corso, sul posto per noi c'è di Caliman, questa sera vi racconteremo quindi anche di questo presidio promosso tra l'altro da una forza politica che è in maggioranza, quindi anche Castelfranco Veneto per certi versi si sta preparando alle elezioni, il clima elettorale è ormai generale e generalizzato. Io però ringrazio davvero il mio primo ospite qui in studio oggi, Roberta Nesto, la conosciamo
conoscete tutti, sindaco di Cavallino Treporti, presidente del G20 delle spiagge, della conferenza dei sindaci del litorale del Veneto e avvocato. Poi spiegheremo anche il perché sottolineo avvocato. Sindaco, io partirei però da queste immagini, questa rissa violenta, l'ennesima, ne parliamo spesso, tanto, troppo, di ragazzini che arrivano alle mani. Purtroppo questo non è un episodio isolato e non è la città che ci interessa, sono episodi che accadono troppo spesso, oserei dire, no? E abbiamo una grande responsabilità come amministratori, come professionisti, come persone prima di tutto, e credo che sia assolutamente importante presidiare le nostre città. Io non ho una risposta, potremmo dare una risposta sociologica, potremmo dare una risposta di come educativa, potremmo parlare di come si educano nelle famiglie e nelle scuole questi ragazzi. Mi limito a dire soltanto una cosa, che noi abbiamo il dovere, tutti noi, di presidiare le nostre città. Solo presidiando e dando degli esempi positivi possiamo arginare questo fenomeno. Se deleghiamo le forze dell'ordine, da sole non ce la fanno, perché i numeri sono talmente elevati ormai, e anche i reati, non soltanto la rissa, i reati in genere, che per contrastare tutti questi fenomeni diventa difficilissimo. Anche nelle spiagge abbiamo qualche fenomeno, no? D'estate soprattutto, abbiamo visto con il Covid poi il fatto che le discoteche o i luoghi di aggregazione fossero chiusi, si è esploso nelle città un fenomeno gravissimo. Allora, proprio per questo io dico che dobbiamo far fronte comune, istituzioni e cittadini, e cercare di approcciarci in maniera diversa, di presidiare i nostri territori. Per esempio io sono reduce e continuerò da una serie di riunioni del controllo di vicinato. Io ho scoperto che facendo delle politiche attive con i cittadini si riescono a ottenere tanti risultati. Quindi non tutto delegato alle forze dell'ordine, che devono esserci e che ringraziamo per il prezioso lavoro, ma un presidio costante sul territorio. Possiamo cominciare ad avere delle soluzioni, non tutte subito. E spesso anche qui parliamo di controllo del vicinato, di quanto faccia la differenza spesso. E a proposito di furti, di reati contro il patrimonio, andiamo a Mogliano Veneto, dove sono settimane, sono giorni particolarmente incandescenti. In camera da letto ho trovato un coltello a serramanico parecchio grande che i carabinieri hanno sequestrato, quindi a maggior ragione dovesse risuccedere vorrei risuccedesse così. Io non c'ero, il cane sta bene. Questa residente di via Michelangelo è consapevole di quello che sarebbe potuto accadere se solo fosse rientrata in casa mentre c'erano ancora i ladri armati di un coltello ritrovato abbandonato in una delle stanze. Questa zona, a 2 passi dalla chiesa di Zerman, è solo una delle tante prese di mira a Mogliano negli ultimi giorni dai malviventi. Qui il colpo tra le 19 e le 21 in un quartiere residenziale. I ladri probabilmente hanno tenuto sott'occhio i movimenti dei padroni di casa prima di introdursi da una delle finestre della cucina. Era appena andato via mio papà alle 7, per cui loro stavano aspettando di vedere lui uscire. Il cane era dentro, è spaventato, ma credo non gli abbiano torto neanche un pelo. Dopo aver girato indisturbati per la casa e aver messo a soqquadro ogni stanza, sono scappati portando con sé anelli e braccialetti, ricordi di famiglia spariti per sempre, ignorando alcuni elettrodomestici costosi. Uno stupido fonetto da 20-30 euro da viaggio e se lo sono portati via. Nei giorni scorsi i malviventi in azione anche in via Selve, in una strada trafficata con diverse abitazioni. In una di queste, intorno alle 17:30, sono riusciti ad entrare passando da una finestra posta sul retro, portando via oggetti in oro dal profondo valore affettivo. In un'altra villetta, invece, i ladri hanno atteso che marito e moglie uscissero per andare al supermercato intorno alle 11 prima di tentare il colpo. Hanno tentato di forzare il serramento. Una volta che si è aperto leggermente è intervenuto il sistema d'allarme. Nel giardino di Diego Bianchini invece i ladri sono solo transitati, incuranti della presenza del padrone di casa e di diversi operai. Sono circa le 10 del mattino. Erano passati da casa mia delle persone per poi andare a compiere un furto ai vicinanti qui. E il vicinante
credeva che appunto fossero degli operai che stavano lavorando. Sempre Bianchina racconta di un altro colpo accaduto poco distante dalla sua abitazione. In questo caso i ladri sono stati immortalati da una telecamera. Queste persone operavano praticamente in 3 dal video. I 2 smontavano, uno restava in automobile e diciamo che quello in auto faceva da palo e gli altri agivano. Adesso Diego, professione giardiniere, teme che possano tornare portando via gli attrezzi che utilizza per il suo lavoro. Adesso sì, chiudo di più, ho messo degli allarmi, è preoccupante. Preoccupazione la sua, condivisa anche da altri residenti. Sei dentro la tua casa che non la senti più tua perché è stata violata. Questo è il tema e continuano a ripetersi fatti di questo tipo. Lei diceva, sindaco, controllo di vicinato, telecamere, ma non solo. Allora io credo che si debba agire su una pluralità di situazioni, sicuramente denunciare, perché se denunci poi il presidio delle forze dell'ordine sul territorio c'è e viene tarato in base al numero di denunce. Dopodiché il controllo di vicinato, l'indifferenza a volte porta a delle difficoltà. Se il vicino di casa vede qualcosa di sospetto, vede passare delle persone, chiama, denuncia, mette sulla segnalazione e si fanno delle verifiche. La tempestività è importante. La tempestività è importante. Il tuo vicino è il miglior antifurto, diciamo sempre noi. E poi un sistema di telecamere, perché noi in questi giorni abbiamo vissuto sulla nostra esperienza una cosa molto importante che dico proprio come emblematica. Avevamo un numero di targa segnalato nel gruppo di controllo vicinato, con il numero di targa abbiamo fatto in tempo reale con la polizia locale nostra le verifiche, sono stati bloccati e arrestati ed erano lì che avevano già fatto dei furti da altre parti e quindi la gente non le sa queste cose, ma abbiamo avvisato il gruppo di controllo vicinato che hanno consentito di far arrestare delle persone e quindi di prevenire degli altri furti. Il raid ladresco era stato compiuto a Cavallino, nei dintorni, fuori. E poi erano arrivati a Cavallino per continuare nella loro attività delittuosa. Il controllo di vicinato vede qualcosa di strano, delle macchine strane, di qualcosa che non tornava, un membro del controllo fa l'avviso, con l'avviso fatto la polizia locale nostra che ha le telecamere, noi abbiamo 32 punti ma con tante ottiche perché sono ottiche circolari, quindi abbiamo un presidio del territorio veramente importante. Verifica della targa, anche bastano 2 numeri di targa, non tutti, riusciamo ad arrivare al numero di targa completo e in questo caso ci siamo arrivati, abbiamo subito segnalato alle forze dell'ordine e di qui la catena. Anche perché quando parliamo di Cavallino Tre Porti parliamo di un comune che è il quinto comune in Italia, sesto comune in Italia, sottolineo, per presenze turistiche. In Veneto subito dopo Venezia. Abbiamo Roma, abbiamo Milano, abbiamo Firenze, Venezia, Rimini e Cavallino Tre Porti in termini di presenze turistiche. Quindi presidiarlo non è facile. È una grande responsabilità. Da qui la vostra richiesta alla politica, che stiamo seguendo fin dall'inizio, di avere lo status di città balneare, che consentirebbe di fatto di trattare questi paesi che fuori stagione hanno poco più di 10.000 abitanti, Cavallino Tre Porti se non sbaglio 13.000, consentire a questi paesi che poi esplodono e diventano delle metropoli fondamentalmente di avere le risorse necessarie, quindi anche forze dell'ordine. Noi siamo partiti dal basso, ci siamo interrogati come sindaci del balneare italiano, quindi di città come Cavallino Tre Porti, ma come Bibione, come Caorle, come ovviamente Jesolo, quindi Chioggia, la costa veneta è molto presente nel G20S, ma poi anche come Viareggio, Vieste, Taormina, tutte città molto importanti, Arzachena, quindi la costa Smeralda. E abbiamo detto, guardate, noi riusciamo a gestire gli ospiti perché i nostri imprenditori sono bravi, riescono a dare quello che serve all'ospite, però quello che invece non si riesce a gestire sono le nostre località, perché noi siamo tarati sulla popolazione residente, sui 13.500 abitanti e abbiamo bisogno invece di risorse per dare risposte a tutte quelle che sono le esigenze di una città che si trasforma
Certo, e per questo vi siete incontrati, abbiamo anche le immagini a inizio settimana con tutte le forze politiche a Roma. Qui riconosco Armelao, sindaco di Chioggia, Grossato, Rosolina, insomma, e tutti i suoi colleghi. Viareggio, il sindaco di Vieste. Ecco, quindi noi siamo qui che prepariamo l'incontro e abbiamo incontrato le forze politiche di governo e di opposizione, quindi abbiamo incontrato per condividere con loro la nostra proposta di questa legge sullo status di città balneare o comunità marina. Ecco, l'onorevole Caramanna, responsabile del turismo di Fratelli d'Italia. Quindi abbiamo in sostanza cominciato qualche anno fa, e adesso siamo un po' al dunque, un grande percorso che dovrebbe portarci su questo riconoscimento, che è il primo tassello per poi chiedere una serie di aspetti pratici, cioè forze dell'ordine, poter utilizzare le nostre risorse dell'imposta di soggiorno liberamente, una serie di aspetti che ci consentiranno di gestire le nostre località al meglio, e questo per noi è fondamentale. Saluto e ringrazio, si è collegato anche Pierfrancesco Contarini, che è presidente dell'AIA, l'Associazione Iesolana Albergatori, perché appunto i temi sono tanti per le località balneari, e uno pressante, ma ne parleremo fra pochissimo, subito dopo la pubblicità, è quello della carenza di manodopera. Voi avete iniziato per il secondo anno consecutivo, Contarini, un'importante campagna di sensibilizzazione, di informazione, ma ne parleremo fra pochissimo. Intanto buongiorno Contarini. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli spettatori. Ci vediamo fra pochissimo. Un minuto di pubblicità, ritorniamo. Di nuovo in diretta per continuare il nostro racconto di questo sabato 3 febbraio a Nord-Est. Qui con me in studio l'avete vista, abbiamo già affrontato diversi temi, e la sindaca di Cavallino Treporti, Roberta Nesto, presidente tra l'altro del G20 delle spiagge, collegato, ho presentato anche lui prima, Pierfrancesco Contarini, presidente dell'Associazione Iesolana Albergatori. Sono finiti da poco i giorni della merla, quindi siamo ancora in pieno inverno, però non possiamo non parlare dell'estate, perché insomma il motore turistico del Veneto è potente, ma appunto in questo motore va iniettato del carburante. Il carburante è la manodopera che però spesso non si trova. Per questo gli albergatori iesolani si sono già mobilitati. Dico bene, Presidente? Sì, noi ci siamo attivati su ben 3 direttrici. Abbiamo una prima direttrice in cui c'è la ricerca del personale, abbiamo attivato un nostro portale Lavorare a Jesolo, e devo dire che già dalle prime settimane abbiamo già raggiunto i 500 curricula che ci sono stati inviati, quindi dai camerieri di sala ai cuochi, alle signore dei piani, ai bagnini. Abbiamo già un forte numero di richieste, e vediamo che queste aumentano di settimana in settimana. Abbiamo poi avviato un secondo progetto, che è quello che abbiamo nominato Adotta una scuola, per far sì che i ragazzi delle scuole alberghiere giungano nella nostra località come stagisti o come tirocinanti o come lavoratori già appena finita la scuola. E abbiamo nuovamente attivato quella che è stata la prima foresteria in Italia gestita da un'associazione albergatori, quindi anche lì abbiamo dato il via alla prenotazione delle camere, e abbiamo visto degli ottimi risultati, perché già il 50% della foresteria dopo una settimana è già stata prenotata dagli albergatori, che poi alloggeranno all'interno i loro dipendenti. Quindi una serie di temi che ci fanno ben sperare per quella che è la ricerca del personale, che per noi è fondamentale, poiché bene o male gli albergatori di Jesolo occupano circa 5.000 dipendenti nelle loro strutture.
5.000 dipendenti. Io mostro, ecco, possiamo mostrare anche a chi è a casa questo portale, lavorareaiesolo.it, molto semplice, e potete inviare di fatto il curriculum, vedete, insomma. In questa maniera voi andate a selezionare poi questi curricula, li smistate, immagino, alle strutture alberghiere, agli operatori? Sì, noi ogni venerdì inviamo le mail con tutti i nominativi che sono stati selezionati per categoria, poi c'è un'informativa aggiuntiva che ogni singolo può dare sull'esperienza, sui desiderata e quant'altro, e quindi poi ogni singolo albergatore in base alle necessità li analizza. Ecco, possiamo vedere, si tratta di compilare questo form tutto sommato breve con il proprio nome, cognome, la mail chiaramente, cellulare, e poi selezionare il reparto, gli anni di esperienza, quindi insomma è un sistema molto semplice. E senta, Presidente, quali sono i profili al momento più ricercati? Ma al momento i profili più ricercati sono sicuramente i camerieri di sala e i cuochi, gli aiuti cucina, ma siamo anche alla ricerca di bagnini, soprattutto bagnini spiaggia, bagnini con brevetto, proprio anche per la nostra Jesolo Turismo, che necessita sempre di nuove figure all'interno della compagine. Lei tocca un nervo scoperto. Tra l'altro poche settimane fa, se non sbaglio, è uscita anche lei, il sindaco. Certo. È un problema che accomuna un po' tutte le spiagge, non si trovano bagnini. Ma perché? In realtà la situazione di Jesolo che ha illustrato il Presidente Contarini, ciao Pierfrancesco, è assolutamente di tutta la costa, perché purtroppo la stagione è abbastanza breve. D'inverno andare a fare i bagnini è difficile trovare lavoro, perché è un lavoro molto specializzato, di grande responsabilità. Anche l'età gioca un certo ruolo, perché effettivamente bisogna avere una certa età giovane, quindi, e d'inverno le possibilità di lavorare sono pochissime, quindi il fatto di avere la NASPI, che l'indennità di disoccupazione pagata solo per metà del periodo lavorativo, è molto penalizzante. Quindi è un lavoro che i ragazzi usciti dalla scuola fanno per un certo numero di anni e poi cercano e devono trovare altro, perché altrimenti non riescono a mantenersi, a mantenere la propria famiglia. Quindi io credo che almeno per certe categorie andrebbe inserita la NASPI uguale, lo stesso periodo uguale al periodo lavorato, non a metà, tipo per i bagnini, e questo già sarebbe una situazione. E poi ci sono tutta una serie di altri temi, l'alloggio, il periodo lavorativo, le condizioni lavorative, perché purtroppo, essendo pochissimi i bagnini, noi oggi abbiamo degli orari da rispettare che sono particolarmente pesanti, quindi anche da questo punto di vista... Quindi diventa sempre meno appetibile fare il bagnino, al di là anche dell'immagine magari coltivata dalla cinematografia, esatto. Ma insomma non è così facile. E poi c'è un altro nodo che butto sul tavolo, quello degli stipendi, perché poi faccio un po' l'avvocato del diavolo, Presidente Contarini. Vengono pagati a sufficienza gli operatori del turismo? Perché tanti dicono se non si trova lavoro e se non si trovano lavoratori è perché gli stipendi sono bassi. Corrisponde al vero? Allora, io non sono affatto d'accordo su questo, perché nel momento in cui quello che è il contratto collettivo nazionale del lavoro si aggiungono gli straordinari, i super premi, i bonus e quant'altro, reputo che un lavoratore abbia sicuramente degli stipendi interessanti. Inoltre, come previsto da legge e da giornata di riposo, oggi iniziano anche a avere gli alloggi in camere singole oppure in camere un certo aggrado in quello che è l'alloggio, vitto e tutta una serie di le mance, perché non dobbiamo dimenticare anche le mance che vengono date, e quindi questo è l'insieme. Non reputo che sia lo stipendio il problema, è che l'Italia sta cercando lavoratori, sta cercando capitale umano, e forse gli ultimi restano gli stagionali. Perché? Perché il periodo è breve e, come diceva
l'amica sindaco Roberta, preferiscono altri lavori. Questo è il tema. Ma secondo lei, sindaco, si paga troppo poco? Ha ragione Contarini? Allora, secondo me il Presidente Contarini ha ragione, mi permetto di dire che a volte ci sono anche degli abusi, ma non è che ci siano sempre abusi, ci sono tanti datori di lavoro che danno benefit, adesso con la nuova anche normativa, anche sia per quanto riguarda le bollette, per quanto riguarda anche l'alloggio, eccetera, ci sono degli strumenti più flessibili. Quindi effettivamente ci sono tanti imprenditori che trattano molto bene i propri dipendenti e chi anche abusa del sistema e anche non paga, per cui non direi che è solo l'elemento, è un elemento determinante, ma ci sono delle necessità oggettive sugli strumenti, sulla normativa, sui benefit, su anche quello che è la NASPI. Io torno là perché probabilmente è quello l'elemento che potrebbe far cambiare la percezione, per alcune tipologie di lavoro però. Allora, a proposito di potere d'acquisto, di stipendi, di inflazione, oggi è uscito il report settimanale della CGIA di Mestre che fa i conti alle famiglie venete, alle prese con il caro bolletta, il caro alimentari. Di fatto tra il 2021 e il 2023 ogni famiglia veneta ha speso mediamente 3.500 euro in più, un vero e proprio salasso. Vi do un'altra cifra, l'aumento medio mensile è stato pari a 290 euro, in Veneto i rincari più importanti hanno interessato le bollette di luce e gas, e qua ce ne siamo accorti tutti, il sistema ricettivo, e qui magari vorrei una sua battuta Presidente, i trasporti e i prodotti alimentari, in particolar modo lo zucchero, il riso, l'olio di oliva, il latte a lunga conservazione. A tal proposito vi faccio sentire 30 secondi di Paolo Zabeo, che è direttore del centro studi di CGIA. A causa dei rincari, negli ultimi 2 anni le famiglie venete hanno subito un aumento della spesa per beni e servizi pari a 3.500 euro, una vera e propria stangata. Ma le ricadute negative hanno interessato anche i piccoli negozi di vicinato, che a differenza della grande distribuzione hanno subito la contrazione delle vendite più preoccupante. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Nei centri storici e anche nelle periferie il numero delle insegne rimosse e delle vetrine con le saracinesche abbassate sono in costante aumento. Ecco, quindi il tema non è solo quello dei consumatori, le famiglie, ma anche questi negozi di vicinato che insomma hanno risentito, perché poi in tanti al negozio di vicinato hanno preferito, diciamocelo molto chiaramente, magari il discount, o no, Sindaco? Assolutamente, il tessuto degli esercizi di vicinato è il tessuto che garantisce i nostri centri, no? Il fatto di avere il piccolo negozietto che tiene presidiato per la sicurezza, che tiene un servizio, che dà anche un ordine, quindi il fatto di non avere più nei casi estremi l'esercizio di vicinato è una grossa penalizzazione. E poi sì, qualcuno dice, ma comunque se apre il grande magazzino, il grande discount, comunque c'è un'occupazione, i numeri dei lavoratori sono sempre gli stessi, fino a un certo punto, perché poi le dinamiche dei grandi gruppi sono assolutamente diverse, quindi sicuramente dei discount servono nei nostri territori, però non possiamo pensare di fare a meno dell'esercizio di vicinato, anche perché il presidio territoriale è assolutamente fondamentale. Contarini, quando CGIA parla di rincari più importanti che hanno interessato le bollette di luce e gas, i trasporti e il sistema ricettivo, lei che dice? Come avete attraversato, come avete in qualche modo risolto questo periodo di rincari? Allora, noi in genere facciamo i prezzi dei nostri alberghi per chi ha una tariffazione fissa, quindi esce con un listino prezzi fisso e non con un listino dinamico, lo facciamo l'anno prima. E quindi quando via di settembre-ottobre dobbiamo avere già i prezzi per la stagione entrante, anche perché ce lo chiedono le agenzie viaggi, ce lo chiedono.
Questo cosa ha determinato? Ha determinato che il consiglio che l'Associazione Isolana Albergatori ha dato a tutti i suoi albergatori è stato quello di applicare come aumento non oltre il tasso di inflazione, anche perché ricordiamoci che la clientela isolana molto spesso è una clientela fidelizzata e che quindi guarda con particolare interesse che cosa paga di anno in anno. Questo che cosa ha portato? Ha portato a un normale aumento dei prezzi. Poi se qualche nostro collega ha aumentato oltre il tasso di inflazione è stata una scelta determinata o da un ammodernamento della struttura o da una riqualificazione. Certo è che se questo non è stato fatto l'aumento può essere stato superiore, però in genere si è seguito il tasso di inflazione. Quindi non ci sono stati dei boom, lei dice, da questo punto di vista? Almeno non nella nostra realtà. Noto però che in realtà in grandi città come Milano, Roma, Firenze, dove i tassi di occupazione sono aumentati fortemente e il turismo si sta muovendo in forma altamente dinamica, i prezzi li ho trovati leggermente superiori a quello che è stato il tasso di inflazione. Senta Presidente, possiamo già fare una previsione della stagione 2024? Sì, allora i primi segnali che abbiamo dalle prenotazioni che si stanno giungendo danno una previsione pari se non migliore al 2023, quindi io mi aspetto, come avevo già detto nel 2020, prima della 23, che la stagione 2023 sarebbe stata un'ottima stagione, così lo è stato e prevedo un'ottima stagione anche per il 2024. No, questo è confortante, Sindaco. Assolutamente, molto confortante, perché quello che dice Pierfrancesco Contarini è assolutamente replicabile in tutte le località della Costa Veneta, quindi la previsione, l'auspicio è positivo. Se il buongiorno si vede dal mattino, quindi con le prenotazioni, assolutamente positivo, e speriamo che così sia per i nostri imprenditori, per i nostri lavoratori che hanno bisogno veramente di lavorare. Non vi nascondo che anche per i sindaci, perché l'imposta di soggiorno è legata alle presenze turistiche e quindi l'imposta di soggiorno, che è un'imposta che serve ai nostri bilanci, auspichiamo proprio che ci sia e che quindi tutti siamo contenti. Quindi che si inneschi un circolo virtuoso. Ecco. Grazie Presidente Contarini, noi ci aggiorneremo nel proseguo della stagione, siamo solo ovviamente all'inizio, però insomma vista la crucialità del comparto è bene monitorare tutto fin da ora. Grazie davvero Contarini, Presidente dell'AIA, Associazione Isolana Albergatori. Nesto resta ovviamente con me perché vi presenteremo questo. È un libro molto importante, un libro edito da Cairo Editore che fa un po' il punto della storia professionale di Nesto, sospesa tra vicende familiari, affidi, insomma temi tutti di grandissima attualità. Però prima andiamo a Bassano. A Bassano, vi dicevo, una giornata molto ricca anche quella di oggi, con gli alpini in ferma volontaria che hanno incontrato gli studenti e le studentesse delle scuole bassanesi. Ma ci racconta tutto Vanessa Banzato. Oggi la giornata clou di quella che è stata una settimana alpina a Bassano del Grappa. Questa mattina proprio nella sala da ponte gli alpini, i volontari in ferma hanno incontrato i ragazzi delle scuole superiori per presentare cosa significa essere allievi militari, per presentare cosa significa entrare in un mondo talvolta sconosciuto, talvolta insomma solo in apparenza lontano. E allora abbiamo con noi proprio due esponenti della scuola, abbiamo un docente e abbiamo uno studente. Io inizio dal professor Riccardo Bau, docente di e-commerce e social media all'istituto Marco Polo. Intanto questo può essere definito un modo diverso di fare lezione, ma soprattutto anche il dare un'opportunità ai ragazzi e alle ragazze per il loro futuro. Sì, siamo qui con i ragazzi appunto facendo un'attività sul campo, quanto i nostri ragazzi stanno seguendo un po' l'evento, quello che è poi la loro competenza, ad esempio con la materia che stiamo seguendo con me, che è quello di seguire gli eventi, seguire un evento dal punto di vista dei social media, quindi fare foto, fare dei video che poi possono essere proposti al pubblico. Stiamo appunto seguendo questo evento da qualche giorno, eravamo
siamo presenti all'incontro di presentazione di lunedì presso il Museo degli Alpini, li seguiremo anche dopo nel pomeriggio per la cerimonia della consegna del cappello e ricordiamo anche domani che siamo presenti per il tour in cui tutta la cittadinanza è invitata a seguire quello che le scuole del Bassanese vogliono far conoscere a chi ancora magari non conosce bene questo territorio. Sì, anche per i ragazzi e le ragazze è davvero una novità questa, perché vedere tutti questi alpini che girano in divisa per la città davvero è una cosa strana quasi. Sì, no, c'è entusiasmo, anche è stato particolare l'arrivo dei 200 cadetti all'interno del teatro, sì, hanno portato un po' di allegria alla manifestazione. Thomas Bertoncello, che effetto ti fa intanto venire a contatto con questa realtà così particolare? Per me è una realtà molto bella, diciamo, perché io ho avuto mio nonno che è stato alpino anche lui, quindi io fin da piccolino ho avuto, tra virgolette, la possibilità di stare a contatto con questo corpo, perché mi ha portato all'interno della caserma, mi ha fatto conoscere i suoi colleghi, mi ha fatto passare delle giornate in montagna, comunque ambienti molto conosciuti a livello alpino, e quindi per me è stato un progetto veramente molto stimolante. Difatti io, essendo rappresentante di classe, sono stato anche contento di partecipare anche alla conferenza che c'è stata questo lunedì, perché ha riportato in me tanti ricordi, soprattutto perché mio nonno è venuto a mancare lo scorso agosto e io a casa conservo ancora il suo cappello, quindi per me rivedere e ritornare e essere, tra virgolette, messo in mezzo a questa giornata ha portato tanta felicità, ma tanta anche, tra virgolette, spensieratezza, quindi ritornare a quei momenti, ripensare a quando ero con lui, per me è stato molto stimolante. Loro propongono il loro e vi illustrano il loro modo di portare avanti questo progetto che si diceva solo in apparenza è strettamente militare, è un progetto di vita in realtà, quello che stanno portando avanti questi giovani militari. Ti verrebbe voglia di provare questa esperienza? Loro stanno cercando proprio di proporre a tutte e tutti voi anche quest'altra faccia del futuro. Ti verrebbe voglia di provare? È un'esperienza molto stimolante, diciamo, perché io comunque sono un ragazzo che ama lo sport, ama stare all'aria aperta. Io sono un ragazzo che piace la montagna, piace stare in montagna, io faccio vette, quindi per me è un ambiente, come detto, anche grazie a mio nonno, molto conosciuto, e quindi sarebbe un'esperienza molto stimolante. Comunque sarebbe anche un riprendere quello che lui mi ha insegnato quando io ero piccolino, quindi sì, molto volentieri. Quindi questa è una prima esperienza che stanno facendo come alpini, come gruppo alpini a livello nazionale qui a Bassano del Grappa, una prima in assoluta proprio, questo incontro dei giovani militari con le scuole. Certo è che è il primo di una lunga serie, questo è poco ma sicuro. Nel pomeriggio, voglio ricordare, dalle 15:30 ci sarà l'ammassamento in Piazza Libertà e poi si partirà verso il Ponte Vecchio di Bassano del Grappa, dove ci sarà la cerimonia clou dell'intera settimana con la consegna del cappello alpino a questi giovani militari da parte dei cosiddetti Veci. Grazie Vanessa Banzato, grazie a te e ai tuoi testimonial. Quando si fa una narrazione si deve sempre fare a 360 gradi, no? Prima abbiamo visto le baby gang in azione, chiamiamole così, e adesso vediamo invece un progetto edificante. Uno non esclude l'altro, nel senso che parliamo sempre di giovani e dobbiamo farlo magari con atteggiamento poco giudicante ma molto operativo, no Sindaco? Assolutamente, io credo che di esempi come quelli appena visti ce ne siano tanti e dobbiamo concentrarci su entrambi, come lei diceva poc'anzi benissimo. Noi siamo portati a vedere sempre le cose negative, invece ce ne sono tante di positive e ne abbiamo nei nostri territori veramente tanti, tanto volontariato, tanti giovani che si occupano di tante cose, ma abbiamo bisogno di divulgarle e anche di acquisire un po' di fiducia nei confronti dei giovani. Dobbiamo osare un pochino di più nella delega e questo a volte è difficile.
A proposito anche di ricambio generazionale, e tra poco lei ci dirà dove ha trovato il tempo di scrivere anche un libro, ma ce lo dirà fra un minuto esatto, fra poco. Di nuovo in diretta vi parlavo di questo libro e sfogliamolo insieme, in scienza e conoscenza, tra cuore e testa, come uscire dalle storie storte. Lo scrive Roberta Nesto, sindaco, ma soprattutto in questo caso avvocato di diritto di famiglia, esperta di diritto di famiglia, intervistata dal giornalista Francesco Cassandro. Io non l'ho letto il libro, non faccio finta di averlo letto senza averlo letto, come magari ha fatto qualcuno anche nel recente passato. Scorro un po' i capitoli, no? Amori traditi, le truffe via social, Gloria e l'eredità negata, ovviamente sono tutti nomi di fantasia, anche se le storie sono vere di fatto, Franca e l'ingiusto compenso, e poi varie storie anche di violenza familiare, di maltrattamenti, alcuni gravi, altri meno, ma comunque che sono forieri di tensioni. Vicky, il Labrador conteso. Sindaco, ecco, mi risponda a questa domanda: dove ha trovato il tempo? E poi entriamo nel merito. Allora, in realtà non è il tempo, è la voglia di mettersi a nudo, la voglia di scrivere queste storie. Sono tutte storie vere, sono 29 storie vere, in realtà dovevano essere 30, ma una l'abbiamo tolta, e sono 29 storie di persone, di vite vissute, e che ho raccolto nel mio cuore, prima di tutto, nel corso della mia carriera di avvocato. Era doveroso scriverle, perché mi è stato chiesto da queste persone di scrivere la loro storia, anche dicevano spesso: avvocato, scriveremo sta storia perché potrebbe essere utile agli altri, no? Questo intercalare costantemente. Io l'ho vissuta sta cosa, no? Io ho avuto questa vicenda difficile, mi dicevano le persone. Mi piacerebbe che dalle mie difficoltà qualcuno potesse imparare qualcosa, un approccio ad una questione, un incoraggiamento, e quindi insomma mi era rimasta sta cosa nel cuore. E nella primavera scorsa ho detto, all'ennesima volta che una persona mi ha chiesto: ma mettiamola, divulghiamo questo aspetto e parliamone, perché io dico sempre una cosa: prevenire è meglio che curare. Se tu sai un pochino cosa ti aspetta, riesci anche poi a capire meglio qual è la strada da seguire. Evitare le situazioni patologiche, diciamo. Alcune volte io dico: preferisco che mi si chieda un parere prima, e lo do volentieri, piuttosto che dover poi limitare i danni, che diventa anche spesso, non dico impossibile sempre, ma difficile, no? Limiti i danni ma non ottieni una... saperlo prima, uno si organizza in maniera diversa. Quindi è un po' lo spirito di questo libro, l'obiettivo che con Francesco Cassandro l'abbiamo scritto a quattro mani, mettendoci le tante storie. Poi è venuto fuori che ci sono tante storie di donne, ma non solo di donne, non solo di diritto di famiglia, anche di diritto civile, anche un po' di penale, un po' di amministrativo, c'è un tanto, perché la nostra vita è fatta di tanti diritti e di tante sfaccettature, di tanti doveri. E poi dovremo interrogarci se c'è un equilibrio tra diritti e doveri. E, senta Sindaco, lei ha scritto questo libro in vacanza, una storia che l'ha colpita, tra queste 29 storie, la storia che più l'ha colpita, proprio brevemente, senza anticipare nulla. Allora, non voglio anticiparla, però la storia che nella mia carriera professionale, quest'anno sono oltre 30 anni, è stata quella di Giovanni, perché mi è caduta intanto all'inizio della mia professione, e quindi è una storia che mi ha proprio provato molto. E poi ce ne sono altri 2 o 3 in questo libro. E chi era Giovanni? Giovanni era un ragazzino che è stato, come dire, all'interno di una vicenda di separazione, è stato massacrato dai genitori, massacrato in senso psicologico, non massacrato. Un ragazzino conteso. Un ragazzino conteso, un ragazzino al quale i genitori non hanno fatto un gran servizio, e purtroppo, probabilmente il troppo amore a volte fa male, no? L'ipertutela, quindi insomma qua ci si potrebbe interrogare, però per fortuna da adulto, perché è una vicenda che risale a un po' di anni fa, da adulto è riuscito a trovare un suo equilibrio e anche a riallinearsi con entrambi i genitori. E senta, in 30 anni di attività professionale,
Le relazioni sono migliorate o peggiorate? Si parla sempre, no, di relazioni, abbiamo dedicato un'ampia pagina a Giulia Cecchettin anche oggi. Lì è la patologia assoluta della relazione, però come stanno le relazioni, come stiamo? Allora, io credo che nell'arco dei miei 30 anni abbondanti di professione sono riuscita a dare tanti consigli che hanno evitato, sono convinta di questo, a tante donne di esporsi al pericolo. Perché evitando di incontrare quello che potrebbe essere il tuo carnefice, sono riuscita secondo me a disinnescare delle bombe a orologeria, e quindi io sono anche fiera di questo, non per merito mio, ma perché con la consapevolezza del tecnico riesci a dare il consiglio giusto, no? E poi le persone quando ti seguono riescono anche a percepire, ad affinare, a stare più attenti. Però per venire alla sua domanda, le relazioni oggi sono molto difficili, paradossalmente dopo il Covid, non lo dico io, lo dicono i sociologi, sono ancora più complesse e non abbiamo più le vie di mezzo, oserei dirle, no? Non da sociologa perché non lo sono, ma da persona che è un operatore del diritto, un operatore che lavora come tutti noi in questa nostra società. Io vedo che le famiglie che non hanno grossi problemi, che non hanno patologie, riescono anche a conciliarsi di più, no? La separazione consensuale, per esempio, è molto gettonata e oggi ci sono gli strumenti anche agevoli per farla velocemente, senza andare davanti al giudice, cercando proprio che le questioni dei genitori non incidano sui figli. E poi abbiamo l'opposto, cioè quando le vicende diventano paradossali, diventano difficili, diventano veramente molto complesse. Forse non c'è più quella litigiosità della via di mezzo, si è polarizzata la situazione, no? Grandi amori o grandi odi? Sì, o amori, o appunto quelle situazioni tranquille in cui le persone continuano a salvare la relazione genitoriale per i figli e quindi riescono comunque ad essere genitori anche dopo la separazione in maniera puntuale, precisa, e a relazionarsi con l'ex coniuge come genitore e quindi in maniera proficua. E poi invece la polarizzazione su chi invece il grande odio porta a far saltare tutto, compresa la relazione buona che dovrebbe esserci per i figli. Questo è sintomo anche di immaturità, spesso di poco equilibrio, e anche qui potremmo aprire un capitolo di numerosissime pagine. Senta Sindaco, siamo davvero a conclusione. Io ricordo ai telespettatori questo libro edito da Cairo Editore in Scienza e Conoscenza. Lo ha scritto Roberta Nesto, sindaco di Cavallino Treporti, presidente del G20 delle Spiagge, ma soprattutto avvocato. Lo ha scritto nelle vesti di avvocato con una dedica speciale. Ce la può leggere? Sì. Certo, grazie, mi fa molto piacere. Emily Dickinson, perché l'obiettivo che abbiamo è quello proprio, mi sono un po' emozionata nel dirlo, è quello di cercare di dare degli strumenti e quindi di prevenire. Se potrò impedire a un cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. Se allieverò il dolore di una vita o guarirò una pena o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido, non avrò vissuto invano. Questo libro è in sostanza l'aiuto che vorremmo dare per evitare di spezzarsi il cuore a qualcuno o, se gli capita, di trovare la via giusta per cercare di limitare i danni. Quindi il consiglio è sia emotivo che da legale, ovviamente non potrebbe essere altrimenti. Grazie Roberta Nesto. Io vi ricordo che subito dopo di noi, subito dopo il meteo, c'è il film L'uomo del Colorado, imperdibile, non si può continuare a uccidere, un western storico, e quindi buona visione per davvero. Noi rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Grazie a Alessandro Granziera e Renato Capoia dalla regia, grazie a tutti voi per la cortese attenzione e buon proseguimento. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti, a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Le condizioni restano stabili, continua il dominio dell'anticiclone. Il dettaglio di sabato 3 febbraio.
Sul Veneto prevarranno foschie e nebbie un po' ovunque, anche estese e localmente persistenti durante il giorno. Maggiori schiarite sui rilievi, ma non sono escluse anche altrove. Temperature stazionarie o in lieve locale calo, minime intorno allo 0 o di poco superiori, massime tra 6 e 9 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Sarà decisamente più soleggiato, con cielo in genere poco nuvoloso. Anche in questo caso però saranno possibili nebbie in serata su pianura e costa. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime sugli 8-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Sarà anche in questo caso soleggiato con delle nubi alte in transito. Temperature minime tra -1 e 5 gradi, massime intorno ai 13. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.